Allora, non può non mancare la domanda, dopo faccio anche quella di carattere politico, per carità, però quella relativa ai saldi, ormai siamo prossimi, manca qualche giorno. Quali sono le aspettative? Cosa sono riusciti a vendere fino adesso i commercianti? Che cosa vi immaginate possa esserci e siete d'accordo con questa data? Beh, primo è chiaro che in un momento come questo le rimanenze dei negozi di abbigliamento sono sempre buone, ottime, perché ormai il consumatore sta aspettando questo momento. È anche vero che i saldi hanno perso un pochino quello che era il fascino con cui si aspettava, insomma, fino a qualche anno fa. Questo perché? Perché lo vediamo anche in questi giorni. Oramai la grande distribuzione e altre forme stanno promuovendo meccanismi autorizzati di saldi camuffati, però sono autorizzati e qualche denuncia che abbiamo fatto, in qualche modo. Sì, e qualche denuncia che abbiamo fatto non è andata a buon fine proprio perché usano questo meccanismo delle carte, questo meccanismo delle fidelity, per cui diventa un sistema di promozione autorizzato. Però i consumatori avranno come al solito tantissime possibilità di capi, lo ripetiamo, freschi, perché ormai i capi vecchi non ce ne sono più e quelli che ci sono tutti quanti da buttare, quindi evidentemente i capi saranno freschi, in alcuni casi troveranno degli sconti al 50% da subito, in altri un pochino meno, però il 50% riteniamo sia uno sconto estremamente importante. Cosa dobbiamo fare? Ora, non possiamo permetterci il lusso di perdere i saldi. Sicuramente così com'è la legislazione non può andare. Sicuramente iniziare i saldi il primo sabato di luglio non va bene perché siamo in piena stagione, però alcune questioni dovremo affrontarle insieme con le altre regioni. La prima è questa, ipotizzare che comunque nei 30 giorni precedenti i saldi non si può fare nulla di promozione perché diventa altrimenti una barzelletta poi per i saldi. Pensare a un'ipotesi per cui i saldi si spostano più avanti, quindi o a fine luglio o a fine agosto, però discutendo un posto di spostare più avanti sia quelli invernali che quelli estivi, e inserire appunto alcune di queste norme, perché è impossibile rinunciare ai saldi come normativa, io credo che ormai sia l'unica normativa che tutela i consumatori principalmente che riguarda il commercio, però con queste due attenzioni, vietare qualsiasi forma nei 30 giorni precedenti e posticiparli come data di inizio. E che molti sostengono che poi effettivamente anche così che nelle città fino a una certa data le persone ci sono, poi molti vanno nei luoghi di vacanza, in certi centri veramente si depauperano tantissimo e quindi non avrebbero neanche il risultato di vendite che invece possono avere anticipatamente, no? Anticipare i saldi, come facciamo adesso, ai 3 di luglio, significa che chiunque deve comprare un capo estivo perché si apprende adesso, dice vabbè insomma chi me lo fa fare di comprarlo nel mese di giugno, aspetto un mese e li compro dopo il primo sabato, durante il primo sabato del mese di luglio. Viceversa invece, se noi, come andrebbe fatto, facciamo in modo che i saldi siano fatti, inizino quando finisse la stagione, indipendentemente dalle presenze, sappiamo bene che il commerciante in quel momento può veramente effettuare degli sconti ulteriormente più bassi perché ha già consumato il suo, ha già venduto il suo e gli rimangono veramente delle cose che può vendere a prezzi bassi. Devo dire poi che non c'è più come dire, quello svuotamento da parte di tutte le città, è chiaro che in alcune città grandi c'è la settimana di Ferragosto in cui ci si svuota abbastanza e quella successiva, questi sono i dati che abbiamo, però oggi la gente preferisce andare in ferie, generalmente abbiamo visto non un grande periodo a Ferragosto, ma generalmente preferisce farsi le 2 o 3 giornate, fine settimana, più volte durante l'anno e questa ormai è la nuova forma di festività e di ferie che la gente... Stavo pensando a città come Padova che fine settimana tutti al mare, sono tutti lì, durante la settimana c'è ben poco perché tutti lavorano eccetera, non possono, e lo shopping alla fine è quello, il sabato e domenica. Però vediamo, esatto, però vediamo che laddove c'è interesse commerciale poi la città si riempie. Ecco, leggiamo un attimo il messaggio, vediamo se la regia me lo mette in onda che non sono riuscita proprio a leggere al nostro ospite che è andato in onda. Ma è possibile che tuteliamo sempre un centro storico fatto di esercenti che si lamentano sempre, non partecipano a nessuna iniziativa perché appena bisogna tirar fuori qualche soldino si spaventano e rinunciano a priori a tutto. Deve essere uno di categoria, credo. Beh, non ha tutti i torti ed è anche uno degli strumenti per cui noi stiamo cercando di costruire questi distretti, perché è ovvio che se io sono un commerciante e devo pagare ad esempio le luminarie e il mio vicino non le paga, beh a questo punto dico ma perché le devo pagare anche per il mio vicino? Però non è vero che tutti quanti
non sono disponibili. No, la stragrande maggioranza è sempre stata disponibile, la troviamo la disponibilità non solo nel centro storico ma anche nei quartieri qui a Padova, dove abbiamo veramente un'attività e un recupero delle attività notevoli grazie al lavoro che stiamo facendo come Confesercenti. Però questo è uno dei temi, noi non possiamo pensare che l'investimento per rendere più competitiva la città avvenga da 10 commercianti su 15. Deve venire da parte di tutti, perché altrimenti questo fa sì che anche i 10 che investono alla fine tirano indietro. È un'osservazione corretta. Lo strumento che stiamo mettendo in piedi è quello di convincere anche gli altri 5, laddove è possibile, arrivando, come fanno in Scozia, quello che dicevo prima, a costringere tutti ad essere presenti. Anche economicamente. Rispondiamo il primo messaggio che era arrivato, quindi cosa ne pensa cosa si prospetta per voi, insomma, come categorie produttive, economiche, la nuova amministrazione? Ma il sindaco è un imprenditore, conosciamo bene quindi sotto questo aspetto, è il nuovo sindaco e sicuramente ci aspettiamo parecchie cose. Cosa chiedete? Ecco, io non voglio entrare sui temi più generali che sono quelli dell'accessibilità, dell'ospedale, dell'università, che sono quelli. Dal punto di vista commerciale alcune questioni gliele abbiamo chieste e io credo che, conoscendo l'esperienza che lui ha avuto come Presidente dell'Interporto, ma anche come nei rapporti tra le associazioni, credo che sarà una cosa che risponderà subito. Io credo che prima di tutto ci sia la necessità di un patto da sottoscrivere tra il sindaco, l'amministrazione pubblica e le associazioni di categoria su alcuni temi dello sviluppo. Perché senza questo patto, senza la condivisione di alcuni obiettivi, pochi ma chiari, corriamo il rischio di ritrovarci in una rissosità che è quella, e quei pochi obiettivi sono quelli che dicevo prima, la fiera, l'Interporto, la ZIP e alcune strutture pubbliche come l'innovazione, alcuni temi come l'innovazione, la Smart City, questi sono i temi, su questo io credo che si debba siglare un patto. Secondo tema che noi abbiamo chiesto è quello di sviluppare questi distretti nel commercio nella città di Padova, ragionando sui quartieri, perché i temi dei quartieri a Padova sono un tema fondamentale. Più della 3/4 della popolazione abita nei quartieri, più della metà dei negozi e delle attività commerciali sono nei quartieri, quindi io credo che su questo è uno dei temi che dobbiamo porre. L'ultima questione che vorremmo porre, ovviamente poi ce ne sono le tasse, le montagne, ma parliamo delle cose che possiamo in qualche modo velocemente realizzare, è l'imporre ad alcune strutture che devono aprire su Padova di grande distribuzione una stretta collaborazione con le attività storiche. Mi spiego meglio. Alcuni la chiamano la grande distribuzione adotta una via commerciale, adotta una piazza. Noi dobbiamo fare in modo che chi apre, perché alcune cose si apriranno a Padova, nonostante tutte le promesse che abbiamo avuto, inevitabilmente abbia un accordo programmatico con l'amministrazione comunale che lo porti a collaborare, a investire a favore di una piastra commerciale, di una via commerciale, di un'area commerciale. Cerco di essere anche qui molto più concreto. Non sappiamo che cosa succederà, però è evidente che se questo è l'iter, aprirà Leroy Merlin nell'ex Foro Boario di Corso Australia. In quella zona ci sono circa una quarantina di esercizi, più o meno, una quarantina forse qualcuno in più, che con Leroy Merlin troveranno veramente grandi difficoltà di sopravvivenza. Riusciamo a fare un accordo commerciale che mette insieme queste imprese, che non vuol dire entrare nell'interno come ci propongono spesso, ma è un accordo di promozione, di commercializzazione con queste imprese che spesso fanno consulenza, hanno delle professionalità interne che Leroy Merlin non ha e può evidentemente trasferire, ma non deve essere un accordo commerciale fra piccolissimi e Leroy Merlin, deve essere un accordo commerciale che veda il comune notaio. Non è facile. Non è facile, ma è una sfida che dobbiamo lanciare, perché altrimenti correranno il rischio di chiudere. O in alternativa, Leroy Merlin può adottare una via commerciale di Padova e quindi sviluppare tutta una serie di politiche di marketing comuni con questa via, per cui quando io vado all'Leroy Merlin in qualche modo sono portato ad andare anche in questa via commerciale. Sono temi insomma, su cui si può tranquillamente ragionare, ma che diventa anche una proposta, se vogliamo, innovativa rispetto all'esigenza anche di rispondere alle cose che diceva prima il telespettatore. Siamo in chiusura, solo una battutissima. Abano diventa, Chiara Dell'Ascom, una presidente dell'Ascom se non sbaglio, è diventato sindaco. È il mio collega, il direttore dell'Ascom. Esatto, il direttore dell'Ascom, esatto. Avrà qualche problema, anzi siamo contenti perché ovviamente avere un collega che
che diventa sindaco di forse la seconda città, anzi di un'area termale fra le più importanti d'Italia, non può che farci piacere. Gli auguriamo che tanto buon lavoro, ci incontreremo spesso, ha tante belle idee, speriamo di riuscire a realizzarle, perché poi tra quello che vorremmo fare e quello che siamo poi in grado di fare effettivamente c'è tanta fatica. Comunque sarà una bella sfida, insomma, vi vede in qualche modo coinvolti indirettamente. Benissimo, Maurizio Francescon, grazie mille di essere stato qui con noi, presidente di Cescot Veneto, direttore di Confesercenti Padova. A voi grazie di averci seguito, di aver partecipato con i vostri messaggi, noi come sempre ci rivediamo domani, grazie. Grazie a voi. Questo programma è stato offerto da Club di Più. Sei single? Club di Più è la tua opportunità di scelta.